Prima hanno sfondato il cancello, poi si sono posizionati e hanno preso la rincorsa per abbattere i dissuasori. Li hanno colpiti 3 volte, ma le protezioni tengono, scatta l'allarme, quindi non resta che darsi alla fuga. Queste le immagini delle telecamere a circuito chiuso che riprendono la banda che ha provato ad infrangere le vetrine del negozio 365 Bike Store di Abano Terme in provincia di Padova per fare razzia di bici. Un'azione rapidissima. Come avete visto dai video, in 1 minuto e mezzo potevano veramente fare il disastro. Fortunatamente le barriere anti-intrusione hanno funzionato e abbiamo sventato il colpo. Una banda che probabilmente ha colpito in provincia di Rovigo a Badia Polesine, dove i malviventi sono entrati nel negozio Emporio Cicli La Padana. Attacchi come questi sono sempre più frequenti, non resta che proteggersi. Fumogeni, paracarri, a volte funzionano come in questo caso, altre volte no, come i nostri colleghi a Badia Polesine che là sono riusciti a entrare invece purtroppo. Nonostante le assicurazioni paghino i danni subiti, resta l'amarezza da parte dei commercianti che vedono attaccata la propria attività. Anche questa notte abbiamo dovuto chiamare un collega, un amico per fare da guardiano, per tenere d'occhio il negozio quando le cancello e le barriere non erano ancora perfette, tornate in ordine. Speriamo di tornare in pochissimo tempo alla normalità, quindi con tutti quanti i sistemi anti-intrusione a posto, però ultimamente vai a letto sempre un po' con l'ansia, questo sì.